Grazie Floris, mi faccia rispondere a queste calunnie. No, Fassino, per favore, io ti ho interrotto? No, non ti ho interrotto, per questo fammi parlare. Allora, questo governo sta tentando di debellare l'evasione fiscale e francamente mi pare una manovra sbagliatissima, perché in questo modo si distrugge la piccola impresa. No, Fassino basta, No, Floris, lo sappiamo che questa è una trasmissione faziosa, ma lo faccio stare zitto. No, Fassino, basta raccontare le menzogne al paese, perché non è possibile che si colpisce la piccola impresa per dare soldi agli operai. Queste sinceramente mi sembrano posizioni dal XIX secolo, cioè usciamo dagli ideologismi, lavoriamo per il paese. Il nostro governo ha fatto tanto per il paese. No, non è vero Fassino non è vero, Fassino l'avanzo primario non c'era, no, 5 miliardi di euro noi non li abbiamo mai visti, no, neanche dalla comunità europea. E poi abbiamo fatto condoni. Queste sono menzogne, Floris, lo faccio stare zitto, Floris è insopportabile. Floris, diciamo al pubblico di Rai 3, sebbene siete tutti comunisti, siete degli spocchi comunisti, però diciamo che noi non abbiamo mai fatto un condono. E non è vero, dobbiamo far finire questa storia, che noi abbiamo alimentato l'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale in Italia non esiste. Questi comunisti del Fondo Monetario Internazionale dicono che l'evasione fiscale in Italia è di 21 miliardi di euro, 4 volte più della Francia, ma non è vero, io vi posso provare, ho dati alla mano qui, che in Ruanda la situazione è peggiore, e poi abbiamo avuto l'euro, questa moneta bruttissima che non si può neanche pronunciare bene, un euro, vede Fassino, no, non è vero perché la conosciamo. Adesso facciamo anche attacchi personali, non vi basta per Berlusconi per gli attacchi personali, adesso dovete attaccare anche me, bravi, continuate in questo, che il paese non vi dà fiducia, comunque questo l'euro, io ho sempre detto all'Almunia, facciamo la banconota da 1 euro, perché sennò la gente non capisce, perché la gente sono degli idioti, non capiscono, devono avere la banconota, invece questa monetina che sembrano 500 lire, che poi, non è vero che non abbiamo controllato i commercianti, non è vero, hanno fatto quello che cazzo volevano, ma noi li abbiamo controllato che facessero quello che cazzo volevano, ma è sempre un controllo. No, sì, lasciamo da questi ideologismi, basta. Floris, per favore, smetta, porca troia!